Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite molto conosciuto per quanto riguarda il nostro territorio, ospite di questa puntata è il professor Luigi Dal Paus, ingegnere, professore emerito dell'idraulica dell'Università di Padova e una delle massime autorità nel campo dell'ingegneria idraulica. Buonasera. Buonasera a lei. Come va? Tutto bene? Accontentiamoci. In che senso accontentiamoci? C'è un tempo per tutte le cose, adesso per me il tempo è di stare tranquillo. E perché? Con l'università ho rapporti molto meno stretti di prima e quindi... E le dispiace questo? Forse la cosa che più mi dispiace è non poter avere più il contatto con gli studenti, di tutto il resto non sento la mancanza. Ecco, le faccio una domanda in questo senso, professore, le spiego perché. Continuano a dire no, perché poi la vita è uguale un po' per tutti. Continuano a dire, ma è meglio essere spazio ai giovani, quando uno diventa anziano deve mettersi da parte. Io invece non la penso proprio così, non so se sia giusto o no. Io credo che se uno è bravo da giovane è bravo anche da anziano. Eventualmente l'anziano avrà bisogno dell'energia del giovane, ma è giusto che l'anziano ci sia, perché anziani diventeranno e diventeremo tutti. E mi domando e mi chiedo perché tutti quando dicono lasciamo lo spazio ai giovani si sentono un attimino. È sbagliato come ragionamento oppure lo condivide? No, io penso che non ci debbano essere discontinuità e che quindi i più giovani debbano essere accompagnati anche da quelli che hanno più esperienza e questo aiuta secondo me anche il giovane e non soltanto chi è un po' più avanti con gli anni, no? Per fatiche. Condivido, se il professor Luigi Dal Paus era bravo 40 anni fa, è bravo anche adesso, a meno che toccando a fare problemi, cioè voglio dire, mi fa rabbia questo ragionamento, perché poi si diventa vecchi tutti e quindi non riesco a capire perché bisogna, se uno sta bene fisicamente, questo è ovvio, debbano proprio mettere nella mentalità della gente, bisogna metterlo da parte. In certi campi penso che l'esperienza serva molto. Va bene, torniamo a noi. Allora, dicevo il professor Luigi Dal Paus, conosciutissimo nel campo dell'idraulica, ovviamente, dicevo prima della nostra regione, ma in tutta Italia. Allora andiamo a conoscere, andiamo a vedere chi è il professor Luigi Dal Paus in questa scheda. Luigi Dal Paus nasce a Pieve dal Pago, in provincia di Belluno, il 4 settembre 1943. Nel 1967 si laurea in ingegneria civile idraulica presso l'Università di Padova, mentre nel 1968 si diploma presso il corso di perfezionamento in idrologia del Centro Internazionale di Idrologia di Notonini e sempre nello stesso anno ottiene l'abilitazione alla professione di ingegnere, oltre all'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Belluno. La sua carriera presso l'Università di Padova inizia nel 1969 come assistente ordinario di idraulica e lo porta negli anni a ricoprire anche il ruolo di direttore dell'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova e poi quello di presidente del consiglio di corso di laurea in ingegneria civile della facoltà di ingegneria. Parallelamente si sviluppa anche la sua attività scientifica, illustrata in oltre un centinaio di pubblicazioni apparse sulle più importanti riviste italiane ed internazionali. Ha partecipato alle attività condotte per conto della Commissione De Marchi dopo la piena del 1966, contribuendo agli studi per la difesa delle piene del Piave e del Livenza. Ha collaborato con il Comitato Interministeriale per la salvaguardia della Laguna di Venezia, allestendo i primi modelli matematici utilizzati per lo studio della propagazione delle maree all'interno della laguna stessa, i cui risultati appaiono ancora oggi di attualità, mentre dopo l'alluvione del novembre 2010 è stato chiamato a far parte della Commissione Grandi Rischi della Regione Veneto, partecipando alla definizione del piano degli interventi necessari per il contenimento delle piene e per la riduzione del rischio idraulico. Tante belle robe, professore. Noi abbiamo intitolato questa trasmissione Veneto un territorio fragile, sarebbe da espanderlo, l'Italia è un territorio fragile. La domanda che le faccio, la prima domanda, è un territorio fragile per colpa dell'uomo, esclusivamente per colpa dell'uomo, oppure è proprio un territorio fragile perché è fragile? Ma io credo che i due fattori si sovrappongano. Da una parte sicuramente viviamo in un territorio non semplice dal punto di vista della risposta idraulica e quindi anche della difesa idraulica, però dall'altra viviamo in un territorio in cui l'uomo ha agito fin da tempi molto lontani rispetto a noi, realizzando interventi non sempre direi appropriati
e soprattutto mi sembra di poter affermare che la pericolosità di questo territorio si è pesantemente aggravata nel secondo dopoguerra, perché diciamo, la programmazione nell'uso del territorio non è stata felice. Abbiamo scelto di insediarci in aree dalle quali era opportuno restare lontani. Ecco, in virtù proprio di questo, lei è nato praticamente vicino alle Dolomiti, insomma, proprio ai piedi delle Dolomiti. Io quando vado in montagna, una delle cose che mi chiedo, professore, e vedo tutte quelle casette costruite proprio ai vertici delle cucuzzole delle montagne, che dietro c'è quella montagna, quella roccia, e delle volte mi chiedo, e mi sono sempre chiesto, nonostante la mia età non sia proprio più giovanile, ma se viene si stacca un pezzo di montagna, viene un'alluvione, ma l'uomo non ha pensato a questo tanti anni fa, quando ha costruito quelle casette proprio nei cocucci, nei pendii più ripidi immaginabili che uno possa costruirle? Io penso che questo è vero, cioè, l'edificazione nel nostro territorio si è spinta ai limiti più alti, però era anche un modo per, in qualche modo, consentire di presidiare il territorio, perché quella gente si dedicava soprattutto alle attività agricole e forestali, e quindi era anche molto attenta nell'osservare i fenomeni che si manifestavano nell'intorno delle zone in cui questa gente viveva. Era anche questa gente in grado di porre rimedio ai piccoli problemi. Diciamo che poi con l'incremento delle altre attività economiche, l'attività agricola forestale è andata via via perdendo di importanza, e oggi credo che siamo a un livello assolutamente inadeguato rispetto a questo presidio che un tempo l'uomo garantiva sul territorio in cui viveva. Certo, no, mi dà a pensare, ho fatto questa domanda per iniziare questa trasmissione, proprio perché percorrendo in auto oppure andando a passare le vacanze, poi vedere queste costruzioni, uno veniva e viene naturale anche nei torrenti. Abbiamo visto proprio un paio d'anni fa vicino a Cortina, quando i torrenti hanno fatto un disastro, hanno fatto crollare delle case, cioè costruivano proprio delle case addirittura sopra il torrente, cioè io mi dico... Questo non è l'uomo di una volta, no, questo è l'uomo di oggi, purtroppo. E quindi è la politica e ne è grande responsabile. Sotto la spinta degli interessi o dei portatori di interessi, noi siamo andati ad occupare aree che sono estremamente pericolose, e i fenomeni a cui lei faceva riferimento sono dovute a scelte di insediamento, direi veramente disastrose, opinabili, che era necessario evitare. Purtroppo, ma in tutti i campi questo, la spinta dei portatori di interesse porta a superare queste problematiche non considerandole o addirittura ignorandole, e questo è grave. Ci sono oggi dei movimenti, professor Dal Paus, che vorrebbero proprio che il pianeta cambiasse un attimino mentalità, dal clima, ovviamente poi ne parleremo, dai ghiacciai che oramai non ci sono quasi più, insomma da tutto quello che sta cambiando, che porterà anche molto veramente delle situazioni drammatiche per il futuro del nostro pianeta. Ci sono dei movimenti, riusciranno secondo lei questi movimenti a far capire ai grandi, c'è qualche movimento, ripeto, ai grandi capi che comandano questo mondo, di cambiare mentalità e di rispettare di più l'ambiente e di capire che l'ambiente è dove viviamo e bisogna trattarlo bene? Io penso che i movimenti di opinione che nascono intorno alle problematiche, alle tematiche ambientali siano importanti, e io mi auguro che riescano quantomeno a ridurre e a controllare questa azione improvvida che l'uomo ha attuato nei decenni passati. Insomma. Io dico spesso, i portatori di interesse non vanno mai in vacanza, non dormono neanche alla notte, mentre farebbe molto bene all'umanità se questi si prendessero ogni tanto una bella vacanza e stessero lontani,
risparmiandoci da tanti guai. Senta, professor Dal Paus, la tecnologia oggi è cambiata notevolmente rispetto a tanti anni fa. Oggi si riesce a capire quando piove, quando nevica, quando l'acqua si alza, ecco, in virtù quando succede un terremoto, si può capire, si può, lavorandoci sopra, davvero prevenire moltissimi disastri. Ecco, questa prevenzione secondo lei arriverà quasi a una percentuale altissima di prevenire il disastro prima che ciò avvenga? Beh, la conoscenza sta avanzando a passi da gigante e quello che dovrebbe forse intensificarsi è il rapporto tra il mondo della ricerca e anche della ricerca applicata e il mondo di coloro che invece poi prendono le decisioni e attuano le soluzioni che per gli altri aspetti della vita si vogliono perseguire o attuare. C'è ancora un certo distacco. Si guarda il mondo della scienza e della ricerca, guarda con un po' di supponenza al mondo, chiamiamolo, della politica in senso generale, e il mondo della politica non sempre si rivolge al mondo della scienza per risolvere i problemi che gli si presentano davanti. Senta, professor Dal Paus, dovevo fargli alla fine questa domanda, gliela anticipo perché mi è venuta voglia di anticipargliela. Io l'ho invitata tanti anni fa nelle mie trasmissioni, è ospite in diverse trasmissioni che parlano appunto di queste problematiche, poi recentemente il Mose ha riempito le pagine di tutti i quotidiani nazionali, le televisioni, e tutte le volte che io lo vedo un uomo arrabbiato. Sembra un uomo tranquillo, però lo vedo arrabbiato con il sistema, vedo che ha qualche sassolino che vorrebbe togliere, addirittura lanciarlo, e lei è bravo a tenerlo indipendentemente dall'esperienza e non lanciarlo davvero definitivamente quel sassolino. È un mio modo di sbagliare, interpretarlo sbagliato, professore, o qualcosa di vero glielo sto dicendo? Più che arrabbiato, quando parlo di queste cose, in molte delle quali sono stato coinvolto fin da anni lontani, come dire, sento la frustrazione di non essere riuscito a convincere nessuno. In fondo, fra le tante cose di cui mi sono occupate, due principalmente le ho coltivate a fondo. Da una parte la questione della difesa idraulica del territorio, che per me è incominciata proprio appena laureato con le attività svolte con il professor Ghetti per conto della Commissione De Marchi, e dall'altra le questioni che riguardano la laguna di Venezia. Il mio bilancio, come dire, non è proprio esaltante. Sul tema della difesa idraulica, solo dopo la piena del 2010 in qualche misura sono riuscito a incidere e forse anche a favorire un cambiamento di atteggiamento da parte della politica nei riguardi dei problemi della difesa idraulica. Sull'altro grande tema che è stato oggetto delle mie attività di ricerca, la laguna di Venezia e i fenomeni che la interessano, non sono mai stato di fatto coinvolto, anche perché così il mio carattere è da montanaro un po' silenzioso? No, non tanto silenzioso quanto irriducibile, cioè io non sono disposto, ragiono intorno ai problemi, poi quando ho fatto la mia scelta e sono convinto di una cosa, non guardo se mi conviene o non mi conviene sostenere quella cosa. Non li ha raggiunti proprio per il motivo che sta dicendo ora, cioè non ha voluto continuare a battagliare di fronte alle persone che non recepivano l'allarme che lei urlava ad alta voce, oppure diventava un problema anche economico che non è stato fatto quello che lei avrebbe voluto? No, io ho sempre detto quello che pensavo e questo mi ha sicuramente comportato reazioni non sempre positive, ma siccome quanto facevo all'università per me era più che sufficiente e la mia famiglia non mi ha mai spinto a, come dire, verso soluzioni che magari avrebbero potuto migliorare la nostra situazione economica, ma che in definitiva poi
non erano sentite né da me né da loro, quindi abbiamo fatto questa scelta. Questo è il rammarico, però ce l'ha dentro questo rammarico di non essere stato ascoltato, definiamolo così. Beh, insomma, rammarico sì, un po' perché di io mi arrabbierei, professore Spigo, io capisco perché è stato il suo mestiere e ci ha anche studiato, che se succede questo capiterà quello, e poi succede quello che avevo previsto, l'ho annunciato, l'ho detto, nessuno mi ha ascoltato, io mi arrabbierei. Cioè il mio carattere spaccherei il mondo. Nei due temi a cui ho fatto riferimento potrei dire, avete visto che avevo ragione, no? Ma la ragione del dopo conta poco. Ma conta per prevenire ancora il dopo? Sì, devo dire che nel campo della difesa idraulica, dopo la piena del 2010, il presidente Zaia ha prestato attenzione a questo problema che era prima assolutamente ignorato dai suoi predecessori, quindi a lui va il merito di aver, come dire, creduto nell'importanza. Hanno stanziato anche dei soldi, le attività da sviluppare sono ancora tante, perché questo bisogna dirlo, ma abbiamo incominciato una strada che prima era assolutamente non praticata, anzi snobbata, e quindi direi che questo è positivo. Sull'altro tema, quello che riguarda Venezia, mi sembrano quelli che portano avanti le soluzioni degli irriducibili, non disposti ad ascoltare le osservazioni degli altri, mentre dalle osservazioni che vengono fatte dagli altri, anche da quelli che non sono d'accordo. Riferimento al MOSE con riferimento al MOSE abbiamo modo di e alla politica attuata nella laguna di Venezia. Ne parliamo, andiamo a parlare. Allora, prima andiamo a vedere il servizio che riguarda il rischio idrogeologico che c'è in Veneto. Vediamo il servizio e iniziamo a ragionare da qui e poi andremo anche a parlare del MOSE. Vediamolo. Una regione a forte rischio idrogeologico. Il Veneto più volte ha dovuto fronteggiare calamità naturali che ne hanno minato la stabilità, colpa dei cambiamenti climatici certo, ma anche di un territorio per sua natura fragile. Basti pensare alle oltre 9.000 frane censite che complicano non poco la situazione. I principali problemi però riguardano i fiumi. Salvo il Po, infatti, tutti, dall'Adige al Piave, passando per il Brenta e il Bacchiglione, hanno carattere torrentizio e di conseguenza sono difficili da monitorare. Lo si è visto nel caso dell'alluvione del 2010, con 140 km² di territorio allagatisi a seguito delle forti piogge. Da allora però il Veneto ha affrontato di petto la situazione, predisponendo un piano del valore di 3 miliardi di euro per mettere in sicurezza il territorio attraverso diversi interventi, dal consolidamento degli argini alla creazione di bacini di laminazione. E questo vuol dire che molto è in corso di lavorazione, ma molto rimane ancora da fare, ci vorranno ancora degli anni per chiudere questo piano, il famoso piano del PAOS, però abbiamo avviato un nuovo percorso che è quello della mitigazione del rischio idraulico. Come dice il Presidente Zaia, meno strade e più opere di difesa del suolo. Intanto però i primi risultati già si sono visti in occasione dell'emergenza Vaia del 2018, quando di fronte ad una quantità di precipitazioni più ingente rispetto al 1966, il Veneto è riuscito a limitare i danni. Dei 900 milioni già cantierati per la difesa del suolo, i principali interventi hanno riguardato il bacino del Brenta Bacchiglione, con diversi bacini di laminazione in grado di raccogliere le acque in caso di piena. Mentre invece ci sono altri corsi d'acqua, cito per esempio il Piave, su cui sono stati fatti tanti interventi minori, ma manca per esempio un bacino di laminazione in grado di scolmare un'eventuale piena. Stiamo progettando l'intervento lì, ne stiamo per appaltare uno sul Livenza. Interventi fisici ma anche di pianificazione, come il recente modello Image, messo a punto con l'Università di Padova, è in grado di prevedere le piene dei fiumi con grande precisione. Tutte soluzioni mosse da un unico grande obiettivo, quello di rendere più sicuro un territorio estremamente fragile. Professor Del Posso, andiamo in pubblicità, poi non so quante cose deve raccontarmi da questo servizio, perché il Veneto ha molti fiumi, nascono, terminano e passano solo ed esclusivamente al Veneto, dall'Adige al Piave, al Brenta, senza ricordare che passa anche il Po, che non nasce nel Veneto, però passa, e quindi c'è molte cose da raccontarci per quanto riguarda questa fragilità del nostro territorio. Rimanete con noi a tra poco.